Naturalmente tutti chiusi in casa in questa situazione, le famiglie un pochino le coppie con una relazione un pochino più fragile e che in qualche maniera reggeva a causa di una serie di compensazioni esterne, come diceva lei, ovviamente rischiano di sfociare o nella separazione per chi se lo può permettere, perché poi c'è anche questo elemento, oppure peggio, no, nella violenza, Gli effetti del lockdown e dell'emergenza sanitaria hanno avuto pesanti ripercussioni anche sulla vita sentimentale delle persone. Se il 2020 è stato un anno impossibile per molti matrimoni che non si sono potuti celebrare a causa delle restrizioni, non è andata certo meglio a quelle coppie già sposate o comunque conviventi. I dati dell'ufficio statistico del comune di Padova hanno rilevato un aumento delle separazioni del 20% rispetto al 2019. Complice la forzata reclusione in casa, molte coppie hanno evidenziato le loro fragilità e sono scoppiate. persone fanno fatica all'idea comunque di andare a intraprendere un percorso, diciamo così, di cura che già costituisce un elemento un po', no, sempre un po', come dire, difficile dal punto di vista psichico, perché significa mettersi in gioco, affrontare le proprie angosce, eccetera, eccetera. E in più c'è la questione del coronavirus. Il Covid ha reso più complicato affrontare le terapie di coppie e secondo gli esperti l'onda lunga delle separazioni deve ancora arrivare. Rinunciare alla socialità inoltre mette a dura prova non solo la persona ma anche il suo legame di coppia. Faccio un esempio, in questo periodo saltano fuori molte storie extraconiugali, proprio perché è difficile nascondere un'infedeltà in questo momento.